Pensiero del giorno, mercoledì 20 agosto. Adoperarsi per il bene comune. Brasilia, 28 novembre 2003. Per poter dire qualcosa che possa essere di luce e di stimolo al vostro impegno a servizio del bene comune, mi sembra che dobbiamo rivolgere l'attenzione al tempo in cui viviamo. Lavorare proprio per l'unità dei popoli, nel rispetto delle loro mille identità, è la cosa migliore che si possa fare per raggiungere il fine stesso della politica, il bene comune più grande che si possa sperare. Ma qual è il metodo? Qual è la via per raggiungere questo obiettivo? Per raggiungere un traguardo così alto e impegnativo, non c'è niente di meglio che diffondere in tutto il mondo una potente corrente di fraternità. Questo è il dono essenziale che Gesù ha fatto all'umanità. Prima di morire, ha chiesto: Padre, che tutti siano uno, e rivelando la paternità di Dio, ha introdotto nell'umanità l'idea della fratellanza universale. Mercoledì 20 agosto. Adoperarsi per il bene comune. Chiara Lubich, brani del messaggio al Movimento Politico per l'Unità in Brasile. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.